Amici di fan e appassionati di Lega Calcio a 8, ben ritrovati dal Circolo Sportivo Sport City di Roma per l'11ª giornata della Serie A2 del Girone 1. Di fronte il Montagnola Barcellona Caffè e il Tormarancia. Loro non ce l'avevano? Neri. Ah, mi avevo vista, grazie. Sì. Questo è il mio giovane, a destra. È partito in questo momento il match con il Montagnola che attacca da destra a sinistra in maglia nera, viceversa il Tormarancia in maglia amaranto da sinistra verso destra. Subito in possesso palla gli ospiti, palla lunga, viene intercettata. Ancora in possesso il Tormarancia, fallo laterale. Si mantiene subito in zona offensiva la formazione del Tormarancia. Nulla di fatto dal fallo laterale, dunque può comodamente rimettere in gioco l'estremo difensore del Montagnola. Buono il fraseggio adesso in difesa per i ragazzi in maglia nera. Subito nella metà campo del Tormarancia, ora un fallo laterale. Rimessa dunque in zona alta, guadagno. C'è un tiro adesso, subito, prima conclusione del match per i ragazzi in maglia nera. Palla sul fondo, può rimettere in gioco Marinaro. Palla sul settore di sinistra, subito lancio in avanti e subito una conclusione, prova a rispondere il Tormarancia. Partita subito frizzante in avvio. Le squadre che si affrontano a viso aperto. Ancora un lancio lungo, in avanti. Messo fuori. Allora Cervalieri prova ad andarsene sulla destra. Ha due avversari davanti a sé. Perde il pallone. Sempre guadagno ad impostare. Perde ancora il pallone però il Montagnola. Prova la ripartenza, esce bene Cervellieri però. Dunque nuova azione offensiva per il Montagnola. Guadagna un fallo laterale. Ritmi abbastanza alti in questo avvio, con i padroni di casa che cercano spesso e volentieri guadagno per impostare. Palla dietro adesso, ancora lunga. È un po' sbilanciata la formazione di casa, c'è un calcio di punizione però in favore del Tormarancia. Bussone sul pallone, gira saggiamente in difesa. Non si intendono i ragazzi in maglia amaranto e dunque nuovo fallo laterale. Sempre guadagno, accerchiato da tre avversari, libera bene sulla destra. Verticalizzazione subito. Calcio di punizione, attaccato irregolarmente il numero 10 Gaglioli. Si allontana Guadagno.
corsa col sinistro, morbido, la palla che finisce sul fondo, deviata da Marinaro, calcio d'angolo. Primo corner della partita sarà per il Montagnola, morbido in mezzo, colpo di testa, ancora sul fondo. Prova a prendere l'iniziativa il Montagnola, 2 occasioni, la prima sventata da Marinaro, la seconda direttamente sul fondo. Bussone ora per il Tormarancia, la partita sembra viva. Si gira Bussone, linea centrale del campo, lancio morbido in avanti, è buono, cross in mezzo, palla che sfila per tutta l'area di rigore, senza che nessuno la tocchi però, rimessa laterale. Adesso Bussone, gira, ancora Bussone, cerca l'1-2, non lo trova, chiude bene la difesa del Montagnola. Allora Modesto, sempre fallo laterale. Stesso palla ancora, lancio in avanti, libera bene la difesa del Montagnola. Cervalieri, però col destro di punta, pallone ancora sul fondo, risponde subito il Tormarancia. Calcio di punizione in favore del Montagnola. Perché al sinistro, ma l'azione è ferma. E questa qua ti serve? Ah, ok, grazie, perché non so come fa. Palla sportivamente restituita al Tormarancia, che con Modesto prova a rimbastire l'azione offensiva. Sempre palla lunga alla ricerca di Marinucci. Nulla di fatto però. Esce bene in questo caso il Montagnola. Tormarancia ora però ha preso in mano il pallino del gioco. Sbaglia l'appoggio però e dunque consente la ripartenza. C'è sempre guadagno sul pallone. Ben rimontato però da Bussone. Fa ripartire il contropiede. Nuovamente stoppato. Fase confusa ora della gara. Cervalieri fermato dall'onnipresente guadagno. E dunque nuova azione offensiva. Baldassarre, cambio di lato. Linea centrale del campo, ancora un lancio lungo, completamente sbagliato però, e dunque sarà rimessa in gioco in favore ennesimo lancio in avanti. Sempre il Tormarancia in possesso di palla in questo avvio. Bussone gira all'indietro. Ennesima palla lunga, ben stoppata dal difensore centrale. E dunque ripartenza. Ecco adesso l'azione offensiva in avanti. Montagnola sulla fascia destra. Lato corto dell'area di rigore, palla in mezzo. Rimessa dal fondo per Marinaro. Cervalieri sulla destra, appoggia per Modesto. Bussone la sulla sinistra, si sovrappone Bussone, palla però da questa parte per Cervalieri. Guadagno onnipresente.
rimessa laterale lunga, c'è Modesto solo davanti al portiere col destro, il vantaggio del Tormarancia, ha segnato Modesto, 1-0, tocco sotto in uscita, nulla può Cervellieri. Si riparte dunque dal vantaggio del Tormarancia. Marinelli in avanti, prende bene il pallone, scarica sulla destra Baldassarre, Guadagno, si impossessa del pallone, passaggio filtrante, buono, lato corto dell'area di rigore sulla destra, pallone in mezzo, nulla di fatto ancora, cerca il pareggio subito il Montagnola. Rimessa lunga, Marinucci anticipato, Modesto, la palla è preda dei giocatori in maglia nera, adesso sulla destra, cerca l'azione personale, nulla di fatto, sarà rimessa in gioco per Marinaro, finora un grande intervento, nulla più. Cervalieri. Si perde il pallone, poi c'è Modesto, autore del vantaggio, che cerca il tiro, c'è forse deviazione. Così è, calcio d'angolo, il primo in questa partita per il Tormarancia. Andrà Cervaliere alla battuta. Palla morbida sul secondo palo. Stop, mette giù col destro. A giro, la grande parata di Cervellieri. È solo Modesto che cerca il destro, insidioso, alla sinistra di Cervellieri. Al volo Modesto, ha provato un gran tiro al volo. Irregolare la battuta, dovrà ripeterla Cervellieri con le mani. Per Marinelli. Lungo in avanti, sbagliato l'intervento del difensore, poi recupera. Alla indietro per Marinaro, palla che scotta. Si impegna bene però la formazione in maglia amaranto, dunque Bussone può impostare linea di centrocampo, ancora Bussone sulla sinistra, due avversari su di lui, palla per Modesto, cambio di lato da questa parte sulla destra, in profondità per Marinucci, nulla di fatto, può giocare ancora il Montagnola sotto di un gol per il vantaggio ad opera di Modesto. Guadagno sulla destra, sbaglia l'apertura, un po' in difficoltà ora la formazione di casa. Ancora un pallone in profondità, è solo Modesto, è buona, ora viene rimontato, Modesto prova il tiro, ben rimontato, non c'è fallo. Guadagno quindi può ripartire, difende bene il pallone, palla ancora in avanti, Bussone interviene sul pallone, 3 contro 2 ora però in favore del Montagnola sulla sinistra, rientra col destro, 1 contro 1, le finte, non a bocca però il difensore del Montagnola, dunque fa anche ripartire l'azione per i suoi. Tenta il coast to coast, la palla forse è uscita, così è. Nuova rimessa in gioco per il Tormarancia. Palla smistata sul settore di destra. E ora Modesto scambia con il compagno. Bussone gira bene il pallone in questo momento il Tormarancia, forte del vantaggio, palla lunga, colpo di testa, la palla rimane lì, Cervellieri con un po' di affanno, c'è una rimessa dal fondo comunque.
Guadagno, onnipresente il capitano del Montagnola, allarga sul settore di destra. Cross in mezzo sul secondo palo, non c'è nessuno. Ancora rimessa per Marinaro. La lunga in questo momento in avanti, ancora una presa per Cervellieri. Puntano molto sui lanci lunghi a partire dalla difesa le due squadre. Anche in questo caso però nulla di fatto. È Tormarancia che può ripartire. Tanti errori in fase di appoggio in questo momento della gara. Con le mani in mezzo. Attacca la due avversari, ancora Guadagno. Guadagno forse commette fallo, c'è la norma del vantaggio. Marinelli recupera però il pallone. Sempre Bussone. Intercetta il passaggio di Gaglioli. Modesto. Marinucci. Chiede e ottiene lo scambio. Ancora Marinucci dal limite dell'area col sinistro. Tiro deviato. Facile la presa per Cervellieri. Sempre Guadagno in possesso di palla per i padroni di casa. Verticalizzazione in avanti, buono il colpo di tacco. E il destro a giro tentato da Gaglioli. Si arrabbia con i suoi Marinaro. Entra in campo intanto Fiorini al posto di Cervellieri. Possesso di palla Bussone per il Tormarancia. Allarga sulla destra. Ancora Bussone. Tocca tantissimi palloni in questo avvio. Cerca il giro palla. La formazione ospite. Modesto in mezzo. C'è un po' di spazio. Prova il destro. Alto. Chiede il time out. È terminato il time out richiesto dal Montagnola, dunque può riprendere il gioco. Marinelli gira palla in difesa, il consueto lancio lungo. Facile interpretazione per i giocatori del Tormarancia. Rimessa in gioco. Palla lunga. Marinucci. Rimessa laterale in prossimità della mediana. Lunga. Palla gestita da Marinelli. Con l'esterno in avanti c'è la Caruba. In mezzo. Pallonetto, nulla da fare. Ripartenza ancora per il Montagnola, ennesima palla lunga. Marinucci, ripiegamento difensivo, ma concede un fallo laterale in zona alta al Montagnola, verrà battuto da Gaglioli. Con le mani Gaglioli in mezzo, buono l'intervento di Petecchia. Bussone. Scambiano il compagno, ora c'è un'interessante situazione di contropiede. Tre quarti campo, forse c'è un fallo, non secondo l'arbitro, che comanda la rimessa in gioco per il Tormarancia. Può battere con le mani, palla in mezzo, messa fuori. C'è il fischio dell'arbitro però che va a redarguire i giocatori del Tormarancia. Rimessa laterale alla fine per il Montagnola, in avanti. In difesa Petecchia forse commette fallo, tutto regolare. Baldassarre cerca di recuperare il pallone in avanti. Marinucci non controlla, un pallone abbastanza difficile. Ennesima rimessa in gioco della gara in favore del Montagnola. Marinelli per Guadagno che allarga benissimo sulla destra per Sensolini. La lunga è buona sul settore di destra, va dal fondo, cross in mezzo sul secondo palo. Marinucci interviene ancora molto bene
La Caruba. Forse c'è un fallo? No, il Siro col sinistro. Non ci sono pericoli per Marinaro, che può comodamente rimettere in gioco il pallone per i suoi. Marinucci. La Caruba. Sbaglia il tocco. E allora Gaglioli col sinistro, rimpallato da Petecchia. Rimessa laterale ancora in favore del Montagnola. Guadagno chiama il pallone, c'è più indietro Marinelli, palla invece in mezzo. Ora col destro, Guadagno anticipato, colpo di testa, c'è un fallo, ha fatto ponte il giocatore del Montagnola, dunque calcio di punizione per il Tormarancia. Nell'area di rigore della formazione Amaranto, lunga. Buono il colpo di testa. Forse c'è un intervento scorretto in mezzo al campo. C'è soltanto rimessa in gioco invece Petecchia. Bussone. Allarga dall'altra parte. Va sulla sinistra. Sbaglia ancora l'appoggio. Tanti errori in fase di impostazione in questa gara. Il risultato comunque favorisce il Tormarancia con il gol di Modesto 1-0. Guadagno. Difende bene il pallone. Rilancia in avanti. C'è Baldassarri che si appoggia all'indietro. Sensolini cercano una grande giocata. Chiude bene la difesa ospite. Può ripartire in avanti. Ennesimo appoggio sbagliato però. Rimessa in gioco per il Montagnola. Baldassarri in avanti. È buona. Dal limite dell'area. Poi entra dentro. La grande parata di Marinaro. Palla sul fondo. Calcio d'angolo. Andrà Sensolini alla battuta. Grande mucchio in area di rigore, palla sul secondo palo, la Caruba anticipa molto bene di testa Gaglioli. Con le mani Marinelli, in mezzo, Petecchia di testa, manda in avanti, colpo di testa all'indietro. Marinelli, passaggio indietro rischiosissimo. E dunque la Caruba lascia il compito della rimessa a Marinucci, in mezzo. Preferisce gestire però il possesso del pallone il Tormarancia. In avanti la Caruba, col destro, rimpallato Gaglioli. Fa ripartire bene l'azione, adesso c'è un po' di spazio per il Montagnola sulla fascia destra. In mezzo Baldassarri, si gira. Si porta il pallone sul sinistro, lo prova! Petecchia però ribatte con la schiena. Dunque Marinucci. Ancora in avanti Marinucci. Al pallone sul sinistro, la mette dall'altra parte. Non si intende però con il compagno Bussone. E dunque pallone dall'altra parte in fallo laterale. Batterà Conti. Lunga, Sensolini, grande aggancio. C'è sempre Bussone però in mezzo al campo. Petecchia scambia ancora con Bussone. Verticalizzazione, Marinucci. Buona la sponda, ancora Marinucci. La palla sul sinistro, ben fermato. Ora Baldassarri. C'è un fallo. Ora la partita si sta un po' incattivendo. Infatti arriverà il primo cartellino giallo all'indirizzo di Petecchia. Chiede scusa all'avversario, molto corretto, il numero 5, la formazione Amaranto. Rimessa in gioco per la squadra in maglia Amaranto. Bussone sulla fascia di sinistra. Termina qui il primo tempo. 1-0 per il Tormarancia con il gol di Modesto. Riprende in questo momento la gara con il secondo tempo. Squadre si schierano a campi invertiti. Adesso sarà il Tormarancia ad attaccare da destra a sinistra. Aggressivo subito il Montagnola con Guadagno.
cerca in profondità, molto bene, Baldassarri che se ne va, la palla sul sinistro, 4 avversari su di lui, all'indietro non c'è nessuno e dunque Marinucci fa ripartire l'azione, ma niente, ancora Molinari col destro, comoda la presa per Marinaro, dunque Zullo sulla fascia, in mezzo per Modesto, gestisce con calma il possesso del pallone, il Tormarancia sempre in vantaggio per 1-0, Modesto scambia con Zullo, l'altra parte, Petecchia, ancora Bussone in possesso di palla, cerchio di centrocampo, Zullo, la palla sul destro, ben contrattato da Guadagno, il migliore dei suoi, a destra Sensolini, a Modesto addosso, brutta l'entrata, calcio di punizione a favore del Montagnola, andrà proprio Sensolini forse alla battuta, Guadagno, Conti, all'indietro, tenta di imbastire la propria azione dalle retrovie, adesso Conti ha un po' di spazio, prova il destro, la prima conclusione della ripresa è del Montagnola, ci ha provato Conti, alla lunga in questo momento, colpo di testa, c'è Zullo, contende il pallone a Conti, sulla destra, in mezzo, un cross interessante, messo fuori da Petecchia, Modesto di testa, alimenta l'azione Conti che palleggia, in mezzo per Baldassari, sempre Petecchia di testa, onnipresente, questo è un duro contrasto, non c'è fallo, c'è un fallo di mano da parte di Fiorini, calcio di punizione, ancora una volta in favore del Montagnola, andrà alla battuta lunga, chiede distanza, la battuta in avanti, Conti, non c'è nessuno però a raccogliere questo lancio e dunque comodissima ancora una volta la presa di Marinaro, Bussone, non sa chi dare il pallone, allora preferisce giocare in orizzontale con i propri compagni di difesa, Bussone, Zullo, tenta subito il pallonetto in avanti, c'è forse un fallo, non secondo il direttore di gara e dunque sarà ancora una volta il Montagnola a ripartire. Zullo intanto in avanti, forse subisce un calcio, c'è soltanto rimessa in gioco invece per il Montagnola. Zullo subisce ora un fallo, calcio di punizione in zona centrale. Adesso il direttore di gara va a discutere con la panchina di casa che non ha gradito alcune decisioni precedenti. C'è Bussone sul pallone. Probabile che proverà a scodellare in mezzo il pallone. Sono 3 gli uomini in area per il Tormarancia. Adesso arriva anche Petecchia. Parte Bussone col destro direttamente in porta. Alto però il pallone. Rinvio per Cervellieri. Sbaglia lo stop. Allora Marinucci per Schippa ne è entrato. Ora palla pericolosa all'indietro. La gestisce molto bene Cervellieri. Per Marinelli sulla fascia. Un po' in difficoltà ad impostare il Montagnola. Sempre Schippa sul pallone, atterrato, non c'è fallo per allora Marinelli. Passaggio orizzontale in mezzo, molto pericoloso, Marinucci finta il tiro. Si destreggia bene, serve Modesto sulla destra. Bussone, 3 quarti campo, Bussone. La palla arriva a Zullo,
Adesso Baldassarri cerca di testa di servire il compagno, che è Sensolini, che non riesce a mantenere però il pallone in campo. Fase confusa in questo avvio di ripresa. Rimessa in gioco, battuta da Gabriele Cervalieri. Palla in possesso di Modesto, che tenta il lancio lungo, cercare Schippa. L'aggancio non è perfetto, mantiene il pallone in campo ma lo regala agli avversari. Guadagna gioco facile e dunque Marinelli dalla sinistra avanza. Palla in profondità, interviene Petecchia, l'unico ammonito finora. Baldassarri difende palla, guadagna un buon fallo laterale in zona offensiva. Recupera la sfera e rilancia in avanti. Male però, il pallone esce addirittura dal rettangolo di gioco. Marinelli con le mani, cerca e trova guadagno. Interessante ora l'azione, palla sulla destra, il tentativo esterno della rete. Ci ha provato il Tormarancia. Ci sarà ancora una rimessa dal fondo. Il Tormarancia ha battuto un colpo, vuole chiudere una gara sempre aperta. In avanti Zullo col tacco, concede una rimessa in gioco a Sensolini con le mani in mezzo. Gaglioli, ancora Sensolini, forse il pallone è uscito, non secondo l'arbitro. Ancora Marinaro con le mani. Modesto, Cervalieri, ancora Modesto. Gara che è decisamente scesa di ritmo dopo un avvio scoppiettante. Lunga la sfera ora per Marinucci, anticipato però da Maccaroni. Zullo con le mani, Marinucci scambia ancora con Zullo, sempre Zullo in possesso di palla col destro, palla a lambire il montante alla sinistra di Cervalieri. C'è stata una deviazione però, sarà ancora calcio d'angolo. Danieli alla battuta. 3 giocatori in area per il Tormarancia. Si difende invece il Montagnola. Palla in mezzo. Nulla di fatto. Rimessa laterale. Ancora per il Montagnola. Sensolini. In avanti. Cerca Baldassarri. Difende il pallone. Cerca da 3 avversari. Scarica indietro. Gaglioli. Conti. Ancora Sensolini. Col sinistro Baldassarri cerca un inserimento che c'è col sinistro. Gaglioli cicca il pallone, poteva essere una buona chance. Adesso lancia in avanti, Schippa, sovrastato da Maccaroni con un fallo però. Calcio di punizione in zona centrale, sempre Modesto sul pallone, tenterà una battuta lunga, così è. Zullo, aggancio perfetto con il sinistro, 1 contro 1. Zullo subisce una carica e c'è un calcio di punizione. Ingenuo qui l'intervento di Sensolini, che concede un corner corto praticamente alla Tormarancia. Marinucci alla battuta. Chiede distanza e dunque dovrà essere il direttore di gara a comandare la ripresa del gioco. Due uomini in barriera per Cervalieri. Parte con il destro, palla in mezzo. Grandissima respinta di Cervalieri.
rimessa laterale, preme adesso il Tormarancia alla ricerca del 2-0. Marinucci se ne va sul fondo, ben contrastato, sarà rimessa dal fondo. Si è accesa adesso la gara. Conti, Gaglioli, Baldassarri sulla sinistra, buono il ripiegamento di Zullo che difende anche il pallone e lo riscarica indietro per Modesto che allarga sul settore di destra per Petecchia. Schippa difende il pallone, attaccato sempre da Maccaroni, ancora Schippa, c'è forse un fallo ma la regola del vantaggio favorisce gli ospiti. Marinaro, Petecchia, Modesto allarga per Cervalieri che può salire col sinistro, preferisce però giocare corto per Marinucci. Sbaglia lo stop Schippa e dunque consente ai padroni di casa di recuperare la sfera. Viene gestita ancora all'indietro, in avanti poi Zullo in scivolata, ora Marinucci, brutto fallo di Marinelli che si becca un cartellino giallo. Si arrabbia Marinucci che avrebbe voluto una regola del vantaggio che forse c'era. Calcio di punizione in favore del Tormarancia. Pallone posizionato sulla tre quarti. Sistema con cura il pallone Schippa. Soltanto due uomini in barriera per Cervellieri. Rincorsa lunga per Schippa. Schippa va col destro. E l'incertezza di Cervellieri, palla comunque liberata. C'è un fallo laterale, è uscito il pallone secondo il direttore di gara. Non è d'accordo Baldassarri. Ma c'è il fallo laterale. La Carruba in mezzo, Marinucci ha il pallone sul sinistro, al limite dell'area. Ora sul destro, allarga molto bene per Cervalieri, in mezzo, la traversa clamorosa di Marinucci, palla ancora lì e c'è il gol. Raddoppio del Tormarancia, ha segnato la Carruba. Arbitro, che cazzo hai visto là? Oh! Arbitro, ma che cazzo? Oh! Arbitro, ma che hai visto qua? Oh! Ma che hai visto qua? Che hai visto qua? Oh, Davide, dai! Stai là dentro, ma che cazzo hai visto? Alza da fascetta, che ci vedi? Ancora, dai! Ma va. Da 10 metri di giù. C'ha ragione, devo consultare, c'ha ragione. Che ne hai visto? Perché se ne volava il fuori da le parolacce però. Ma che ero parolacce? 10 metri dentro. 2-0 dunque per il Tormarancia. Espulso il mister dei padroni di casa. Dai, giochiamo, arbitro! Riprende ora il gioco. Montagnola che dovrà necessariamente cambiare metodo di gioco per tentare di riaprire una gara che ora sembra davvero chiusa. Rimessa con le mani battuta da Modesto, lunga. Mette giù il pallone ma viene fermato. Dunque Marinelli ora sul settore di sinistra. Gaglioli anticipato da un ottimo Modesto. Sicuramente uno dei migliori per la formazione ospite, che conduce per 2-0 grazie ai gol proprio di Modesto e al raddoppio di poco fa di La Carruba.
Cervalieri lungo con le mani. Conti rilancia in avanti. Non c'è nessuno però, e dunque Marinaro può mettere giù con calma adesso il Tormarancia. Ennesimo lancio in avanti di Modesto. Zullo, guadagno di testa. Maccaroni non gestisce molto bene questo pallone, regala una rimessa in laterale per il Tormarancia. Marinucci subisce una carica da dietro, forse una manata in faccia per Sensolini che si accascia. Si gioca comunque. Gaglioli ha 3 avversari addosso, scambia con Baldassarri. Baldassarri sul sinistro, ancora guadagno, rientra sul destro, fermato dall'ennesimo grande tackle di Modesto. Sbaglia l'appoggio la Caruba e dunque ancora Baldassarri col sinistro. Baldassarri va sul fondo, nessuno la tocca, rimessa dal fondo. Modesto ha toccato tantissimi palloni in questa gara. Petecchia allarga sulla destra per Cervalieri, in avanti per la Caruba, buono l'appoggio, Marinucci direttamente al volo, fuori il pallone sulla sinistra. Marinelli, non sono arrivati però pericoli in questo secondo tempo per Marinaro. Buona azione adesso per il Montagnola. Baldassarri alla palla sul sinistro, lo prova, murato da un ottimo intervento ancora di Petecchia. Sempre Modesto fa ripartire i suoi, la Caruba. Buono l'intervento di Marinelli. Adesso si lotta a centrocampo. La palla arriva a Zullo che fa ripartire l'azione sulla destra. Mette giù la Caruba. Sguardo in mezzo. Rientra sul sinistro. Maccaroni. Intervento super. Squadre spaccate a metà adesso. Sensolini per Conti. Fermato da Cervalieri. Col sinistro fa ripartire Zullo. Mette giù Zullo. Allarga dall'altra parte. Marinucci chiede lo scambio con Zullo. C'è forse un tocco di mano non ravvisato però dal direttore di gara. Libera bene la difesa del Montagnola. Rimessa adesso per Cervalieri. Gioca a corto per Modesto. Poi Petecchia non ha alcuna intenzione adesso di forzare i ritmi. La squadra in vantaggio di 2 reti. Ennesimo pallone in avanti, attenzione Conti, pressato da Zullo. Conti in area di rigore, rinvio lungo però di Cervalieri alla ricerca di Baldassarri, palla difficile, Petecchia di testa, appoggia molto bene per Marinaro. Non ha sbagliato nulla Petecchia finora. Cervalieri, Marinucci in mezzo al campo, avanza, 3/4 campo, allarga per Zullo. Zullo pensa al destro, lo prova, deviato. Maccaroni per guadagno. Riesce a uscire in più il Montagnola. Allora la Caruba sulla destra per Cervalieri al limite dell'area. Sbaglia l'intervento Maccaroni. Allora Marinucci allarga in area di rigore, palla morbida sul secondo palo che rimane lì. Sempre la Caruba. Evita l'avversario, la Caruba. Lato corto dell'area di rigore. Marinucci si sistema il pallone sul sinistro, deviato. Sarà ancora calcio d'angolo. Premia adesso il Tormarancia alla ricerca del 3-0 che chiuderebbe definitivamente la partita. Palla morbida in mezzo sul secondo palo, Marinucci è solo col sinistro, non inquadra però la porta. Time out chiesto. Riprende il gioco. Montagnola in possesso di palla, alla ricerca di un gol che potrebbe rendere più vivace questo finale, che per ora sembra scontato. Lancio lungo in avanti, alla ricerca di Baldassarri, Petecchia di testa, come al solito, non sbaglia. Bussone, rientrato in campo, il numero 6,
palla subito lunga, Maccaroni intercetta il pallone, Conti in avanti, c'è un fallo di mano, dunque calcio di punizione per il Montagnola che tenterà l'assalto. Andrà Capitan Guadagno sul pallone, vuole 2 uomini in barriera Marinaro. Si attende soltanto il fischio dell'arbitro. Andrà Guadagno col destro, palla in mezzo, ribattuta però dalla barriera. La Caruba può gestire, guadagna un buon fallo laterale, fa scorrere i secondi. Fiorini con le mani, in mezzo, buono per Danieli, non controlla bene però, dunque ora palla interessante per la Caruba, in profondità si gira, prova la rovesciata, palla che arriva a Marinucci col sinistro, viene rimontato però dalla difesa, esce dall'area di rigore. Una rimessa laterale ora per il Tormarancia che si mantiene in zona offensiva con le mani lunga, la chiama Cervellieri, vediamo se tenterà il lancio lungo con le mani, così è. Bussone, manca l'intervento allora Conti, però sbaglia completamente il controllo e dunque rimessa con le mani battuta. Danieli, Petecchia per Marinucci, palla difficile e dunque Sensolini in avanti, buono il controllo di Baldassarri col sinistro, ha il problema di girarsi di fronte a Petecchia, si gira in questo momento, 2 avversari addosso. Ora prova per Sensolini, palla che si impenna, arriva in area di rigore, Danieli libera, e allora Maccaroni è l'ultimo uomo, gestisce bene il possesso di palla, allora Baldassarri, un uomo davanti a lui, tenta il lancio lungo, Petecchia, imperioso, stoppa col petto, sempre Baldassarri però recupera per il Montagnola, se ne va sulla fascia sinistra, forse guadagna un calcio d'angolo, così è. Buona opportunità in questo momento per il Montagnola alla ricerca del gol del 2-1. Alla battuta proprio Baldassarri, mucchio in aria, palla in mezzo, la chiama Marinaro però, che ora vediamo se farà ripartire il lancio lungo, preferisce attendere il piazzamento dei compagni. Adesso il rinvio lungo, colpo di testa di Marinelli, Guadagno mette giù un pallone molto difficile, vediamo Baldassarri col sinistro, ha il problema di girarsi, sempre Baldassarri, ma Petecchia oggi è insuperabile, se ne va sulla destra Sensolini, Bussone rilancia in avanti, non vuole rischiare nulla in questo finale il Tormarancia. Maccaroni, ultimi minuti di partita, Baldassarri può girarsi, ancora Baldassarri in possesso di palla, 2 uomini davanti a lui, 3 quarti campo e perde il pallone, allora Marinucci in contropiede, fermato però da Conti, contrasto duro a centrocampo, era Sensolini, Fiorini indietro per Marinaro, animi concitati in questo finale. Marinucci sbaglia l'appoggio e dunque Maccaroni, ultimi secondi di gara, c'è un fallo di mano non fischiato sulla destra, in mezzo Conti e la riapre nel finale il Montagnola, il gol di Marinelli a sorpresa, mancano pochi secondi alla fine, 2-1. Vediamo quanto concederà di recupero il direttore di gara. 3 minuti in questo momento, finale apertissimo adesso. Lancia in avanti, schippa alla ricerca del pallone, commette però fallo, calcio di punizione. E adesso il finale è tutto da vivere. La riaperta Marinelli con una zampata sul secondo palo su assist di Conti.
Ora il lancio in avanti, Schippa però forse non ha rispettato la distanza e adesso una buona azione. Può tenere alto il pallone, ora un buon numero di Marinucci, morbido sul secondo palo, Schippa, cicca il pallone sul secondo palo, la traversa clamorosa, clamorosa traversa. Palla che rimane ancora in aria. Calcio d'angolo. Cosa ha sbagliato Danieli? Calcio d'angolo. Fa scorrere i secondi il Tormarancia, che ritarda considerevolmente la battuta di questo calcio d'angolo. Chiede il rispetto della distanza. Finale concitatissimo. Rimessa laterale, Maccaroni libera, si impenna il pallone, Cervalieri di testa, trova Cervalieri dall'altra parte, col destro, grandissimo intervento di Cervalieri, calcio d'angolo. Poco più di un minuto alla fine. Il Tormarancia si mantiene in zona alta, palla in mezzo. Petecchia col destro, facile per Cervellieri che può rilanciare lungo, preferisce invece servire corto Baldassarri. Contrastato molto bene da Cervellieri che prova col destro, palla alta. 50 secondi alla fine. Baldassarri non riesce però a controllare il pallone, allora Maccaroni lo rilancia lui, sempre Baldassarri, non riesce a mettere giù ancora, allora libera la difesa del Tormarancia. 30 secondi alla fine, il risultato è sempre di 2-1. Il Montagnola per l'ultimo assalto, campanile in avanti, Conti forse commette fallo, dice di no il direttore di gara. Allora Marinaro può tranquillamente far scorrere i secondi per quello che forse sarà l'ultimo pallone da rimettere in gioco. Fischia l'arbitro, finisce 2-1 per il Tormarancia che conquista 3 punti preziosissimi e si porta molto vicino al Blisseur.